Signore e signori, buonasera. Siamo arrivati in tanti questa sera e l'organizzazione si compiace della vostra presenza per prendere parte a questo secondo momento che caratterizza la Dunata Sezionale 2026 e la ricorrenza del 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Fregona. Salutiamo anche gli spettatori di Attenda TV che ci stanno seguendo in diretta. Ciao a tutti. Quando si percorre la strada dopo le rive di Anzan, dopo le fratte, dopo un bel rettilineo dove curve, si arriva di fronte a un paesaggio maestoso, è il campanile di Fregona. Oggetto particolare, elemento particolare che il Gruppo Alpini di Fregona usa come elemento caratteristico di questa loro festa. E il campanile è l'elemento simbolico che per il tempo segnerà questo evento. Siamo arrivati nella chiesa arcipretale intitolata Assunzione di Maria. È del 1800, costruita da Angelo Cordazzo De Martini, ma sarà magari dopo un De Martin di cui i nostri amici alpini conoscono, che è ultimata l'opera con notevole impegno grazie all'entusiasmo della popolazione. La facciata è opera dell'architetto di Feltre Giuseppe Segusini, elegante, sobria anche nell'interno. L'interno di questa chiesa spazia dalle pareti laterali, scandite da 6 nicchie, con i rispettivi altari che custodiscono opere preziose. Opere appartenenti ad epoche diverse ci raccontano una devozione molto forte perpetratasi nel corso di secoli. Le 2 pale cinquecentesche di Cesare e Orazio Vecellio sovrastano gli altari di San Biagio e di San Giovanni Battista. E l'opera di pregio, Le anime del Purgatorio, che adorna quello del crocifisso, testimonia la presenza del famoso artista settecentesco Sebastiano Ricci. Nel presbiterio l'Ottocento si impone con 2 notevoli opere. Su altar maggiore la pala di Sebastiano Santi con l'Assunta, che riprende l'opera di Tiziano, notevole per la sua luminosità e per i suoi colori accesi, mentre il sacrificio di Abramo e di Pietro, Paietta, del 1875, è l'elemento che adorna la lunetta sovrastante. Ritornati all'esterno, lo sguardo non può essere che attratto dall'imponenza della torre campanaria, simbolo della dedizione e dell'unione della comunità di Fregona, alla cui costruzione contribuì l'intera cittadinanza. All'interno del campanile 300 scalini formano una scala a chiocciola che rende questa costruzione una delle più ammirate del territorio. All'esterno, elegante, si erge la cella campanaria e colpiscono per la loro particolarità i doccioni scolpiti nel locale Piera Dolza o Piera Turchina, lo saprete voi, del Caglieron dagli Scalpellini di Breda, fatti a forma di teste di drago e di leone che ci ricordano le magiche originali figure delle gargolle francesi di Notre Dame. Tutta questa magnificenza è affidata alle cure di Don Mauro Cetolin, parroco, al quale chiediamo di porgere il saluto. Buonasera a tutti voi, sono lieto di accogliervi qui in questa nostra comunità parrocchiale di Fregona, in questa chiesa, questa sera, per ascoltare quei canti che i cori alpini ci proporranno in questa occasione straordinaria della Dunata della sezione del gruppo di Vittorio Veneto. E quindi vi auguro proprio una buona serata, un buon ascolto,
gustare non solamente i testi ma anche le musiche sui quali i testi vengono esaltati. Quindi viviamo anche questa sera come un dono che il Signore ci fa in questa ottava di Pasqua. Ecco, anche il canto, la gioia, le parole sono segno che Cristo risorto vive in mezzo a noi e continua, ecco, a donarci anche quelle grazie, quei doni che passano anche attraverso queste occasioni. Ecco, una buona serata e un buon ascolto, e grazie ai cori e a chi ha organizzato. Grazie Don Mauro. Due formalità, i saluti. Prende la parola il capogruppo di Fregona, Giuliano Barelli. Buonasera a tutti, non mi dilungo perché hanno già detto tutto i miei predecessori. Io vi voglio solo trasmettere la gioia che abbiamo noi come gruppo di Fregona, come Alpini, per aver organizzato questo evento e avervi avuti voi numerosi. Ringrazio i cori che hanno aderito a questa iniziativa e della loro bravura non serve parlare perché avrete modo di ascoltarli. Buon ascolto a tutti, vi aspetto domani alla Dunata. Grazie. E se questa sera siamo qui per condividere il 95esimo compleanno del gruppo Alpini di Fregona, lo stesso numero 95 corrisponde alle adunate sezionali, perché ogni anno la sezione ha tenuto una adunata, e quindi il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, porge i saluti della sezione alla comunità. Buonasera a tutti. Oggi nel mio intervento davanti all'opera, al monumento, ho detto che questa sera c'era una serata di cultura. Abbiamo fatto già cultura con la spiegazione di Roldano della Chiesa, quindi questo è il primo elemento culturale. Il secondo ve lo proporranno i cori in questo istante, i 3 cori della sezione ANA di Vittorio Veneto, vale a dire il coro ANA di Vittorio Veneto, il coro ANA Col di Lana e il coro ANA Mesulano di Cordignano. A me non rimane altro che augurare un buon canto ai 3 cori e augurare un buon ascolto a tutti voi, e ci vediamo domani mattina. Grazie, buona serata. Sentite un po'. La cronaca del Gazzettino di venerdì 20 febbraio 1931 racconta che l'altro giorno a Fregona si è costituito il gruppo locale dell'ANA, dipendente dalla sezione di Vittorio Veneto. Il gruppo, forte di una numerosissima schiera di scarponi, verrà retto da maresciallo Aurelio De Conti. Il gruppo infatti si era costituito il 16 febbraio 1931 sotto la spinta di un generale entusiasmo. Si è formato un corteo preceduto da una fanfara che lanciava in cielo le canzoni degli alpini, e col corteo vi erano le bandiere dei combattenti e quelle dei mutilati di guerra. Un sacerdote, già cappellano degli alpini, ha compiuto il rito della benedizione del gagliardetto pronunciando elevate parole di circostanza. 1931. Poi la storia è continuata, c'è stato il periodo in cui l'attività dell'ANA è stata sospesa, e quindi i gruppi hanno vissuto degli anni di ombra, ma nel 1959 il reduce di Russia Giuseppe Arnellini ricostituisce il gruppo assieme ad altri 36 alpini di Fregona e delle frazioni. L'Alpino Giornale numero 4 del 1960 ne scrive: domenica 21 febbraio si è costituito a Fregona, 1959, si è costituito a Fregona il gruppo di quel comune. Fanfara del 3° reggimento artiglieria da montagna, vessilli e bandiere hanno sfilato per via Indipendenza e via Roma, giungendo al piazzale prospiciente i monumenti caduti. Allora è andato in su, domani iniziò.
Dopo la celebrazione di una messa al campo ufficiata dal cappellano militare e parroco di Fregona Don Raffaele Lot, hanno preso la parola il presidente della sezione di Vittorio Veneto, dottor Salvadoretti, e la medaglia d'oro colonnello Magnani, che con suggestive parole hanno esaltato le virtù e le tradizioni alpine, patrimonio inalienabile soprattutto della nostra regione veneta. La festa, allietata dalla sana allegria delle penne nere, si è protratta fino a notte, fra scoppi di mortaretti e canti alpine nella stupenda cornice della montagna fregonese. Stasera lasciamo stare i mortaretti, che non va più di moda, perché le so che è l'ultima sera dell'anno, ma affidiamo alle cante degli alpini la gioia di rivivere questa emozione. Il coro alpino ANA, sezionale, che accogliamo con un applauso. I cori proporranno autonomamente la presentazione dei propri canti. Buon ascolto. Autorità, signore e signori alpini, buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. 95 anni sono un'età importante ed è stato veramente geniale festeggiarla organizzando la 95esima adunata sezionale. Questa sera il coro ANA vi offrirà una storia che si snoda in vari momenti di quella che potrebbe essere stata la vita di un alpino. L'alpino di questa storia riunisce in un unico soggetto la moltitudine di alpini che da sempre sono una presenza viva e costante nelle varie comunità e le cui gesta si tramandano di padre in figlio attraverso le storie raccontate, i libri e soprattutto, consentitemi, attraverso le canzoni popolari. Grazie quindi per la vostra numerosa partecipazione e iniziamo dall'inizio, quando cioè il protagonista non era ancora un alpino, anche se lo sognava, e gli arriva la famosa cartolina di precetto, che per molte famiglie, soprattutto in tempi di guerra, era una vera tragedia. Per chi rimaneva a casa, infatti, non era affatto semplice, c'erano i lavori sui campi da fare e per le morose, le fidanzate, le mogli, avere il compagno in guerra significava perdere le notizie per lungo tempo. Non esisteva il telefono, tantomeno internet, ma solo lettere che arrivavano quando arrivavano. Ma per il nostro eroe era un onore servire la patria, un vero e proprio rito di passaggio all'età adulta, il cui primo compito fu quello di tranquillizzare le compagne, magari appena sposate, con una certa baldanza. Ed è proprio la baldanza, l'atmosfera che si respira nella canzone che sentirete. La paura della guerra e dell'ignoto viene messa in secondo piano dall'orgoglio di servire il proprio paese e dalla certezza ingenua che fra 4-5 mesi sarò congedato. I 4-5 mesi, come sappiamo, diventeranno molti di più. Nell'armonizzazione di Beniamino Sanson il coro canta «Senti cara Ninetta». Senti cara Ninetta, cosa ne capita? Me capita una carta che sono richiamata. Me capita una carta
immancabilmente al nostro protagonista capita presto di assistere a scene di morte ed è attorno al suo capitano morente che insieme ad altri alpini si raduna per ascoltarne le ultime volontà. Non chiede preghiere per sé, ma detta il suo testamento affinché il suo corpo diventi parte integrante della terra che ha difeso. Nelle parole del capitano, che qui diventano versi, c'è tutto l'orgoglio, il dolore e lo spirito di corpo che definisce gli alpini. Un omaggio al sacrificio, alla fratellanza e a quelle radici che ci tengono legati alle nostre cime. Nell'armonizzazione di Carlo Berlese, il testamento del capitano. Il nostro alpino e i suoi commilitoni si trasferiscono ora nelle trincee ad alta quota, costruite per difendere il confine. Immaginateli accovacciati nelle gelide trincee, dove dopo giorni e giorni di viaggio attendono l'azione. Il testo è una sorta di dialogo tra di loro e si narra che le strofe si siano moltiplicate quasi all'infinito. Ci insegna una cosa: anche se siamo nella più buia tristezza e tutto sembra perso, se siamo a terra che niente sembra possa poterci consolare, se guardiamo attentamente dentro di noi, possiamo trovare il gancio che può risollevarci. Per gli alpini della canzone, questo gancio è rappresentato dalla neve, che toglie la sete. Spetta ad ognuno di noi trovare il proprio e valorizzare ed onorare la nostra esistenza. Nell'elaborazione di Mingozzi il coro canta Monte Canino.
E dopo il Monte Canino si parte destinazione Durazzo per quell'allucinante e insensata campagna di Grecia, ovviamente con la tristezza nel cuore. Le note che sentirete sono quelle di una vecchissima canzonetta della guerra di Abissinia e il brano è nato tra gli alpini della Giulia. Il nostro protagonista è riuscito a tornare a casa vivo, ma ad attenderlo non c'è il meritato riposo, tantomeno il congedo, bensì un viaggio premio in Russia. Ma non è tanto la paura di morire ad impadronirsi del nostro alpino, quanto il dispiacere nel dover lasciare l'amorosa a casa, con il rischio che si trovi un altro. La rabbia viene placata, convincendosi che questi altri non erano che riformati, veri o falsi, non importa. E venne così, in maniera geniale, messa in atto una sorta di vendetta da parte di coloro che avevano partecipato alle campagne di Grecia e di Russia, cambiando il testo della canzone in una sola parola: gli altri diventano gli scarti. Con zaino e piuma sul cappello, a piedi o motorizzati, l'Alpini invece l'è sempre quello. Nell'armonizzazione di Dodero il coro canta "Da Udin siamo partiti". Lasciando l'amorosa, coi scalpi,
Dopo tanta azione è il momento della riflessione e il nostro alpino fa un sogno. C'è un gruppo di persone proveniente dalle sue stesse colline e che, come molti altri, hanno sentito il dovere di dare se stessi per una causa, anche se non avevano molto altro da offrire. Ma quello che fa sobbalzare è la loro invocazione a non limitarsi a compiangerli. Chiedono con forza di agire, e agire con rabbia feroce e non solo con preghiere. C'è infatti chi propone la guerra, che alla fine altro non è che l'uomo contro l'uomo, come soluzione di tutti i problemi. L'uomo contro l'uomo non è la soluzione. E nel sogno viene ripetuto molte volte, sempre più piano, fino a spegnersi, come rischia di fare l'umanità. Il coro canta «Siamo i vostri fratelli», armonizzata e messa in musica dal nostro maestro Carlo Berlese, sulle parole integrali poste su un cibo dedicato ai caduti. E dopo essere stato esortato ad agire, il nostro protagonista rivolge al cielo il suo canto di omaggio agli alpini in armi, andati avanti nel compimento del proprio dovere. Questi ragazzi, uomini, mariti, padri, nonni,
idealmente riposano nel Bosco delle Penne Mozze, memoriale diventato monumento nazionale, a cui il grande maestro Efrem Casagrande ha dedicato una delle sue composizioni più commoventi, cucendole addosso al suo coro Ana. Parla di un bosco in cui, quando ti addentri, non puoi non sentire un senso di riconoscenza nei confronti di quegli alpini ricordati attraverso delle stele incastonate tra alberi, erba, rocce e pochi fiori. E sempre la canzone racconta che a far loro compagnia c'è un Cristo che dal fondo della valle li guarda tutti e li bacia attraverso il vento, mentre un canto ininterrotto li celebra giorno e notte. L'urlo finale con cui il nostro protagonista si congeda è insieme commovente e liberatorio e ci ricorda che anche se mozza o spacada, portarla è sempre un onore. Di Efrem Casagrande, Penne Mozze. E con questa canzone il maestro Carlo Berlese e il coro Ana vi salutano e vi ringraziano per la calorosa partecipazione. Ancora auguri al gruppo di Fregona per il compleanno, buona sfilata per domani. Viva gli alpini, viva l'Italia! Del mio cuore
Il coro ANA ci ha condotti attraverso un percorso che ha raccontato di gioie e di tristezze della storia degli alpini. Prima del cambio coro, il gruppo di Fregona vi propone una cosa emozionante. Molti soldati, non solo gli alpini, caddero nella terribile campagna di Russia. Questa sera il nipote di uno di loro proporrà la lettura di 2 lettere che suo zio scrisse durante quella tragica vicenda. Azzalini, vero? Da Fregona. Non so mai come dire. Spero di riuscire a leggerla tutta, perché la seconda in tutti i casi la legge Raffaella. Allora, è l'ultima lettera che mio zio ha scritto il 16 dicembre del 42, perché poi non ne abbiamo più. Sono andato alla ricerca parecchi anni finché sono riuscito, grazie al maestro Dino Salamon, ex presidente del gruppo Fregona, ex consigliere del gruppo di Vittorio Veneto, le aveva trovate lui e io sono riuscito dopo fatica a trovare gli originali. Allora leggiamo l'ultima che ha scritto. Cara mamma, da lungo tempo non ricevo più notizie da te, ma non ti ricordi più di me. Scrivi mamma almeno 3 volte alla settimana, perché come lo sai si resta contenti quando si riceve la posta. Cara mamma, ti scrivo questa lettera per farti sapere della mia buona salute, come spero anche di te e di Erminia. Erminia sarebbe mia zia, che è ancora tuttora vivente, è del 33, perciò ha 93 anni. Mamma, qui in Russia dal 7 di novembre è venuta la neve e io incomincio ad avere freddo. Ancora non è arrivato il tuo pacco. In giro si sentono tante ciacole che i soldati hanno assalito un treno e hanno portato via tutti i pacchi dei soldati. Mamma, adesso qui va male perché fa molto freddo e io ho freddo. Mi trovo senza calze e senza guanti. Mi dispiace perché non sono più a far la guardia ai prigionieri. Prega però il Signore che rimanga qui dove sono, perché i miei compagni sono stati mandati al fronte col freddo e con la fame. Cara sorella Erminia, guarda di pregare per tuo fratello Aldo. Prega il Signore che mi mantenga sempre lontano dai pericoli e dai russi, che sono peggio dei briganti. Cara mamma, qui si sente che a Stalingrado è caduta, speriamo che finalmente sia finita. Mamma, ho sentito che non si possono più spedire i pacchi, speriamo che sia per me un breve tempo, perché mi mancano le castagne e i fichi secchi. Cara mamma, ormai siamo vicini alla festa di Natale e quando scrivere il 16 dicembre. Quel giorno, mamma, fatti la Santa Comunione e speriamo che la possa fare anch'io a Natale, la Santa Comunione. Mamma, cosa pagherei per essere lì insieme a te e a Erminia a fare le feste di Natale? Ma non importa, speriamo di vederci il prossimo Natale. Mamma, adesso la posta non viene più per via aerea e allora metti un bollo da 25 centesimi e ricordati di mettermi le cartine e anche un po' di tabacco, perché la posta non passa più per la censura. Cara mamma, finisco col mandarti i miei più cari auguri di buon Natale e anche a mio padre e alla mia sorellina Erminia. Vi bacio e vi saluto tutti. Tuo figlio Aldo. Salutami, come tutte le lettere che scrive, nonna, zio, zia, Linda, Mary, Teresa del Mas, Rubello, Tiziano, Antonino, Maria, Giuditta, Giacomo Cancian. Ciao mamma ancora, ciao, ciao, ciao Erminia, ciao fratello Cesare.
Caro Aldo Azzalini, sarà servito? Speriamo di sì. Il coro Col di Lana e il coro mesulano separati, non avevo capito che c'è questa separazione, quindi il coro mesulano prende posto per la sua esibizione. Buonasera a tutti dal coro Ana Mesulano. Questa sera si celebra l'alpinità dei nostri territori, alpinità che colleghiamo sempre alla vita sana, dai valori veri al volontariato, alla collaborazione e al rapporto con la natura, che è proprio l'habitat perfetto del nostro alpino. Instancabile, la musica se lo dipinge sulle cime più alte, tra rocce e burroni, lontano con il corpo, ma sempre vicino con il cuore, con il pensiero, sognando i suoi cari a passi dritti, lunghi e ben distesi, con lo sguardo coraggioso incontro al suo destino, con l'armonizzazione di Dodero, Val Alpin.
quella stessa natura che spesso è stata compagna impervia di molte avventure e disavventure, diventa amica e complice quando, nella pace del riposo, ci accoglie con il tepore della sua luce, tra voci di grilli che cantano, sotto meravigliosi cieli stellati e il profumo di erbe appena tagliate. Le giornate si allungano e la possiamo sentire, la vita che ritorna fuori e dentro di noi, con le parole e la musica di Marco Maiero, Marze. Trema le cime, siga l'inverno, scioppa le bombe, sen all'inferno. E la bella stagione viene nuovamente interrotta. Magari potessimo dire che è successo tanto tempo fa e che non accadrà mai più. E invece oggi giriamo lo sguardo attorno a noi e il cuore si stringe nella consapevolezza che questa umanità ancora fatica, che il passato non è proprio riuscito ad insegnarla quella tremenda lezione, che si dimentica troppo facilmente e l'ego ancora una volta prevale sull'umanità. Gli alpini sono sempre stati e sempre saranno portatori di pace. Cantiamo anche la guerra, ma non la celebriamo, perché quel che resta dopo le bombe è niente, e quel niente risuona nel cuore di tutti noi. Di Giorgio Susana, Fiol della guerra. Cascare
E per le vittime di tutte le guerre, passate e presenti, possiamo avere un solo desiderio: che possano arrivare finalmente libere lassù, su nel paradiso, e possano trovare serenità e riposo tra le braccia di Maria. Con il contributo del maestro Davide Daros, che ringraziamo e invitiamo a prendere posto, il canto dialoga con il pianoforte, rendendo unica e preziosa questa rilettura del maestro Mario Lanaro. E questa dolce melodia non si fermerà, ma continuerà ad accompagnare il viaggio di queste anime. E con gli amici del coro Col di Lana, in una sola voce, immagineremo di visitare il luogo in cui riposeranno. Come potremmo riconoscerlo? È semplice. Là, dove mi hanno sotterrato, è nato un fiore, una stella alpina. Ogni vita, vissuta o perduta, è come un fiore fatto di gesti, parole, sorrisi, sguardi, un fiore che porta bellezza e resterà sempre nella vita di chi l'ha potuto guardare, ne ha potuto annusare il profumo. Un fiore prezioso, Signore delle cime, Estelutis alpinis. Cristo.
Ed ora, sempre nell'adorazione del maestro Mario Lanaro, un brano bellissimo. E il coro maschile dà voce a una voce femminile che cerca il suo amore, perché queste guerre separano cuori che si amano profondamente. E in questo brano magnificamente elaborato dal maestro Lanaro c'è tutta questa desiderio di trovare almeno un corpo su cui piangere, almeno una tomba su cui sdraiarsi e versare lacrime, sui Monti Scarpazzi.
Il prossimo brano è una canzone soldatesca che a tempo di marcia ci svela il senso delle stellette che adornano la divisa dell'alpino, ma non solo. Tra serio e faceto ci porta nella vita di caserma, fatta di regole e disciplina, ma anche di goliardia e convivialità. Perché i nostri alpini sono così, semplici e rispettosi, camaleontici e autentici. Quindi siamo pronti? Passo! Con l'armonizzazione di Sabrina Carraro, il corredo dell'Alpin.
tu sei la stella di noi soldati, e le giberne che noi portiamo son portaci che, e le giberne che noi portiamo son portaci che di noi soldati. E tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella, tu sei la stella, e tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella di noi soldati, e a mezzanotte la pasta c'è, ma è tutta colla, e a mezzanotte la pasta c'è, ma è tutta collata cartone. E tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella, tu sei la stella, e tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella di noi soldati. E le scarpette che noi portiamo son le barchette, e le scarpette che noi portiamo son le barchette di noi soldati. E tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella, tu sei la stella, e tu biondina capricciosa, garibaldina, trullalla, tu sei la stella di noi Ed ora un altro brano del maestro Giorgio Susana, un brano caro a tutti quanti noi che stiamo cantando, e un brano che ha unito veramente due cori e li ha resi un cuore solo, non ho sbagliato a dire. Resterà la luce. Ci sono tanti momenti nella vita in cui ci ricorderemo di quello che abbiamo vissuto insieme alle persone care e chissà cosa penseremo. Ecco, in questo momento magari fate con la mente un pensiero a ciò che è stato, ma non smettete di sorridere, perché comunque, al di là di tutto, siatene certi, resterà la luce.
E allora proprio tanti auguri a questo gruppo di Fregona e alla sezione Anna di Vittorio Veneto. 95 anni però, che bel traguardo. Ed ora come Coro Col di Lana vi presentiamo i primi 2 brani. Sono 2 brani che ricordano le 2 guerre mondiali e dalle quali non abbiamo imparato niente, apro e chiudo parentesi, non noi magari che siamo qui, ma qualcuno che sta in altri posti. E bellissimo questo primo brano di un giovane musicista, Federico Bassetto, che l'ha scritto proprio sulle parole, sui racconti del nonno, che era sul Lagazzuoi, e ha preso le parole del nonno, i ricordi del nonno, e li ha messi in musica. Piccolo Lagazzuoi.
Ed ora un brano che ci porta nella fredda Russia, quindi avete capito che siamo nella Seconda Guerra Mondiale, avete capito che raccontiamo della tragica esperienza di quegli uomini lassù e che hanno trovato forse qualche rimedio, qualche medicina alle loro ferite corporali ma anche spirituali, grazie alle persone che li hanno aiutati, perché c'è stato anche chi ha aiutato i nostri alpini. E quindi adesso vi presentiamo Alpini nella steppa. La pace in questo
prossimo brano è un brano di Marco Maiero che ha dedicato a Walter Bonatti, grandissimo scalatore degli 8000. Ed ovviamente come scalatore di montagne è nell'habitat tipico degli alpini e quindi diciamo che l'esperienza può essere assimilata. È un brano che descrive l'incertezza della salita, l'inizio, nei momenti diciamo difficili, i momenti in cui si capisce di essere riusciti a passare, ma si torna in momenti di nuovo difficili da superare, li si supera, ci si esalta, si arriva in cima e si vede il motivo per cui si è scalata la montagna. Una sfida con se stessi, ma anche vedere quello che ti si apre sotto. Ed è un po' la metafora della vita di ciascuno di noi, che troviamo difficoltà ad ogni passo che facciamo, ma dobbiamo avere la volontà, la forza, il coraggio di affrontarli, di passarli, questi momenti difficili, di sederci, di tirare il nostro sospiro di sollievo e di guardare quanto abbiamo fatto. Di Marco Maiero, Solo.
allora vi salutiamo e vi ringraziamo per il calore che ci avete trasmesso e vi presentiamo una canzone che personalmente è un po' difficile da presentare. È la canzone con cui abbiamo chiuso per anni i nostri concerti e io vedo ancora mio papà con le lacrime agli occhi mentre ci guardava, mentre eseguivamo questo pezzo. È una canzone che noi sentiamo molto e che abbiamo fatta nostra in un modo talmente profondo che non potrei descrivervelo. Ed è per questo che purtroppo per l'ennesima volta, perché sembra strano ma è un periodo un po' strano per il coro Col di Lana che sta perdendo dei pezzi di cuore, e la dedichiamo a Gianni Dal Tio. Gianni era, ed è bruttissimo dirlo, Gianni era l'asen del coro, era la macchietta, era uno di quelli che legava, era una persona speciale, era quello della pasta e fagioli. E è mancato lui, è mancato Berto, è mancato Giacomo e sono mancati troppi purtroppo ultimamente. È difficile cantare perché ci si spaccherà il cuore. Comunque vi salutiamo con Beniac alla storia di Beppi De Marzi.
Chiamiamo anche i componenti del coro ANA Mesulano e del coro ANA Vittorio Veneto sezionale per condividere un gesto di gratitudine che il gruppo di Fregona, che vi avvicinate non è un canto finale, ma è solo un insieme di cori, 3 cori, un cuore. Lo facciamo nostro questo motto e in questa occasione il gruppo di Fregona prende posto, omaggia, venite. Il presidente della sezione e il capogruppo, se prendete posto anche voi, qui nel parterre, per completare con un gesto di cortesia nei confronti delle maestre Sabrina Carraro e Sabrina Zanette e del maestro Carlo Berlese. Qui in mezzo, qui. Gli oggetti. E in questa occasione rendiamo pubblico questo oggetto di cui abbiamo prima elencato l'originalità, che rappresenta l'ardito campanile di Fregona e che il capogruppo del gruppo di Fregona offre al coro ANA Vittorio Veneto, al coro ANA Coldilana e al coro ANA Mesulano. Il capogruppo propone alla vista delle telecamere, per chi è collegato con la tenda TV, un bel primo piano di questo oggetto significativo che testimonierà nelle varie sedi di chi adesso lo riceve questa bella ricorrenza. Il presidente del coro ANA, il presidente del coro Coldilana e il vicepresidente del coro Mesulano. La serata si conclude così, ma ci diamo appuntamento a domani per un bel momento protocollare, una bella sfilata. Ritorneremo in questa accogliente chiesa e poi chi di voi starà assieme condivideremo anche le delizie delle cucine del gruppo di Fregona. A tutti un buon rientro, resterà la luce.